Supera il 64% del capitale sociale l'adesione all'OPA di Sparcasse su Civibank, prorogato al 20 maggio il termine dell'operazione. Spicca un'adesione importante, quella dell'attuale consigliere del CDA, Riccardo Illy. Oggi si è consumato lo strappo definitivo tra sindacati e il direttore generale dell'ASFO, Riccardi. Possibile un cambio a causa delle posizioni inconciliabili tra rappresentanti dei lavoratori e Polimeni. Dopo gli accertamenti dei carabinieri sull'incidente di sabato, quando una trentenne è stata travolta da un albero a Gorizia, la procura ha iscritto nel registro degli indagati alcune persone per lesioni gravissime. 12 penne nere dei Rizzi hanno deciso di raggiungere a piedi Rimini, che domenica ospiterà la Dunata degli Alpini. Oggi poi in due sono presi da Villuzza di Ragogna in bici alla volta della località romagnola. L'Udinese è tornata solo dopo 2 anni di assenza in pellegrinaggio al Santuario Mariano di Castelmonte, una tradizione fortemente voluta da Paron Pozzo che si rinnova dopo i 2 anni di pandemia. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Ha raggiunto il 64,3% del capitale sociale l'adesione all'OPA di Sparcasse su Civibank, una vicenda che si arricchisce di nuovi colpi di scena. Da una parte infatti la decisione della banca altoatesina di prorogare il termine al 20 maggio, mentre dall'altra l'OPA ha ricevuto un'adesione importante, quella dell'attuale consigliere del CDA, Riccardo Illy. Ancora colpi di scena nell'OPA lanciata da Sparcasse su Civibank. La banca di Bolzano, che oggi ha raggiunto il 64,3% del capitale sociale, ha deciso di prorogare al 20 maggio il termine inizialmente previsto per venerdì prossimo, 6 maggio, entro il quale i soci della banca friulana possono aderire all'offerta pubblica di acquisto, conferendo le proprie azioni o i propri warrant. Non cambiano le condizioni dell'OPA e il prezzo di 6,5 euro per azione. La proroga del termine è stata decisa ieri dal CDA di Sparcasse, che ha preso atto che la stessa Civibank ha dovuto estendere gli orari di apertura degli sportelli la sera e il sabato mattina per soddisfare il crescente e progressivo incremento dell'adesione alle OPA su azioni e warrant. In media, negli ultimi 3 giorni, le adesioni sono salite a 820 soci al giorno a fronte dei 142 delle prime 2 settimane. Il presidente di Sparcasse, Gerhard Brandstetter, ha spiegato che per la banca è un atto dovuto reagire ad una situazione inattesa che va oltre le aspettative iniziali. E l'amministratore delegato Nicola Calabrò ha sottolineato l'importanza di dare più tempo ai soci. E fra i soci che hanno aderito all'offerta di Sparcasse c'è anche Riccardo Illy, l'imprenditore, ex presidente della regione Friuli-Venezia Giulia ed ex sindaco di Trieste, ora componente del consiglio di amministrazione della banca di Cividale, presieduto da Michele Del Piero, che era assessore alle finanze nella giunta regionale presieduta proprio da Illy. Nei giorni scorsi, pur senza mai dichiararsi apertamente ostile all'OPA, aveva in più occasioni espresso il proprio pensiero per la salvaguardia dell'autonomia dell'Istituto di Credito Friulano. Illy non ha confermato e non ha smentito la propria adesione all'OPA e ha sottolineato che si tratta di un fatto irrilevante, dal momento che Sparcasse ha superato il 50% del capitale. Nessuna possibilità di revocare lo sciopero della sanità pubblica del 13 maggio. Oggi si è consumato lo strappo definitivo tra i sindacati e il direttore generale di ASFO, Joseph Polimeni. Questo direttore generale continua a prendere in giro le lavoratrici, i lavoratori, a prendere in giro i cittadini e le cittadine di questa provincia. Non c'è stato l'accordo che in estremis avrebbe potuto revocare lo sciopero della sanità pubblica previsto per il 13 maggio. L'ultima offerta, arrivata questa mattina sul tavolo dei sindacati, firmata dal direttore generale di ASFO, Joseph Polimeni, è stata ritenuta irricevibile da CGIL, CISL, UIL, NURSIND, FSI, USAE ed RSU. 20 minuti prima della conferenza stampa il direttore generale ci manda ancora un accordo stralcio con delle modifiche inaccettabili. Non è possibile continuare a comunicare in questo modo, chiediamo degli incontri seri, chiediamo a Riccardi di farsi portavoce del disagio di questi cittadini. Diverse e problematiche che affliggono da anni la sanità del Friuli occidentale. La cosa scatenante è l'accordo stralcio di marzo, che poi ha portato alla luce le problematiche che da anni
caratterizzano la nostra azienda, la mancanza di personale, le difficoltà dei servizi e quant'altro. E l'accordo stralcio era la cosa più semplice da risolvere, perché avevamo richiesto di mantenere, come per le altre aziende sanitarie regionali, le stesse condizioni degli anni precedenti. Oltre allo sciopero, i sindacati hanno fatto sapere che nei confronti di Polimeni agiranno per le vie legali. A seguito giro dopo la conferenza dei sindacati, il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi conferma che sono in corso valutazioni sul futuro del direttore Joseph Polimeni. Adesso esamineremo quelli che sono gli spazi contrattuali, ma io non posso continuare a vedere in un'area della regione continui conflitti. Questo no. Abbiamo già poche energie, ne abbiamo spese tante nel corso della pandemia. Adesso quelle che ci rimangono dobbiamo utilizzarle in maniera positiva. Poi è chiaro che insomma, nel momento in cui le posizioni sono inconciliabili, quindi non si tratta di dare ragione a uno, ragione all'altro, ma è evidente che le condizioni che oggi escono dopo anche questo sforzo che io ho fatto dal punto di vista personale, per quel che mi riguarda, sono inaccettabili. Se non è un preavviso di licenziamento per Joseph Polimeni, poco ci manca, l'assessore regionale comunque precisa di non sentirsi preso in giro. Non si può dire di no ai lavoratori, non si può dire di no ai sindaci, non si può dire di no ai prefetti, non si può dire agli assessori regionali no, non si può dire sempre no. Quindi è chiaro che qualcosa non funziona. Io ho provato con tutte le forze a cercare di mediare, direi che la misura è colma e adesso io farò i passi che ho sempre cercato di evitare, perché credo che i conflitti vadano composti. Vedo che non ci sono elementi per comporre i conflitti e quindi dovremo usare quelle misure che contrattualmente ci sono consentite. Ed è alta tensione anche nell'azienda sanitaria del Friuli Centrale, la UIL pronta a dichiarare lo sciopero se non verranno accettate le richieste. Domani si cerca l'ultima mediazione tra le parti davanti al prefetto di Udine. Sono ore decisive per evitare lo sciopero del personale ospedaliero nell'azienda sanitaria del Friuli Centrale. Per domani alle 10:30 il prefetto di Udine Marchesiello ha convocato il tavolo di conciliazione tra il sindacato della UIL FPL, che nei giorni scorsi ha proclamato lo stato di agitazione, e l'ASU FC. Sul tavolo 8 richieste ben precise che, se non verranno recepite, come avverte il segretario regionale della sigla sindacale Stefano Bressan, faranno scattare lo sciopero immediato. Non sono serviti finora i vani tentativi di confronto a risolvere le problematiche ancora in sospeso, tra queste la mancata applicazione dell'Istituto delle progressioni economiche orizzontali, la mancata applicazione del contratto nazionale del conferimento degli incarichi di funzione, il parziale pagamento delle ore straordinarie 2020-2021, la mancata informativa sull'atto aziendale alle organizzazioni sindacali e il mancato pagamento delle prestazioni correlate alle somministrazioni dei vaccini. Giorni fa la UIL si era resa protagonista di una protesta davanti al padiglione 14, protesta dalla quale avevano preso le distanze le altre sigle sindacali, etichettando la manifestazione come mera campagna elettorale per fare il pieno di voti nelle RSU. Ora la UIL ci riprova. Domani, dalle 10 alle 12, in concomitanza con la convocazione del tavolo di conciliazione, si terrà un altro presidio ancora davanti al padiglione 14. Andiamo a vedere i dati della pandemia nella nostra regione, dove oggi si contano 898 positività e 8 decessi. Su 4.223 tamponi molecolari sono stati rilevati 578 nuovi contagi, una percentuale del 13,69%, 3.885 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 320 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 169. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 8 persone tra gli 89 e 74 anni. 2 vittime in 2 giorni lungo la A4, dopo l'autista sloveno morto ieri tra San Stino e il nodo di Portoguaro. Questa mattina un autotrasportatore ha perso la vita in un tamponamento che ha coinvolto 3 mezzi pesanti. Si tratta del terzo morto in 8 giorni, il secondo in meno di 24 ore. L'incidente è avvenuto alle 10 nel tratto tra corsie tra la Tisana e il nodo di Portoguaro in direzione Venezia, poco dopo il viadotto sul fiume Tagliamento. Un auto articolato carico di cemento è andato a schiantarsi contro un camion frigo che a sua volta è andato a impattare contro una bisarca. Nell'impatto è morto sul colpo
per il camionista veneto che si trovava alla guida del primo veicolo Univeco appartenente alla flotta di una ditta di trasporti di Cividale del Friuli. Sull'asfalto non sarebbero presenti segni di frenata, l'incidente potrebbe essere quindi l'effetto dell'ennesima distrazione avvenuta alla guida. Inoltre, proprio lungo il tratto interessato dallo scontro erano presenti ben 3 cartelli a messaggio variabile che indicavano code e rallentamenti. Inevitabile la chiusura del tratto autostradale, che è rimasto interdetto al transito fino alle 12:40. Sul posto sono tenuti in mezzo il soccorso del 118, la polizia stradale, vigile fuoco di Latisana e Protoguaro, oltre alle squadre di Autovie Venete. La Procura della Repubblica di Gorizia, sulla base degli elementi raccolti dai carabinieri del capoluogo esontino, ha iscritto nel registro degli indagati alcune persone per reato di lesioni colpose gravissime in cooperazione colposa in relazione a quanto accaduto sabato scorso, quando una donna di 30 anni è stata travolta dal tronco di un albero nel corso della festa del Mai nel rione di Piedimonte. La posizione di ulteriori persone in fase di identificazione è ancora al vaglio degli inquirenti. Sono stati imbrattati i muri della sede degli Alpini di Udine Sud, disegni, scritte abbozzate, calligrafia incerta fanno supporre che gli autori degli schizzi realizzati con i gessetti lungo tutto il perimetro dell'edificio siano dei ragazzini alle prime armi con l'alfabeto, quindi circa 5 anni. Il danno in sé è di poco conto, ma ha creato molta delusione fra le pere nere che collaborano a mantenere pulito il giardino Peter Pan di via Brazzà. Non chiedo telecamere, commenta rivolgendosi ai genitori Antonio Pascolo, capogruppo della sezione, chiedo solamente rispetto, educazione per le cose altrui. Questi principi, conclude Pascolo, vanno insegnati ai figli fin dalla tenera età. È stata presentata questa mattina la nuova sede della Prefettura Udine in via Pracchiuso. Il complesso architettonico fu costruito nella seconda metà del Seicento e oggi, dopo un'accurata ristrutturazione, torna ad animarsi in tutta la sua bellezza. Trasferita alla nuova sede della Prefettura di Udine presso l'ex struttura militare Enrico Reginato in via Pracchiuso 16, già ospitante l'ospedale militare, in tempi antichi un convento. Al suo interno tutti gli uffici, regime di locazione passiva, consentono un risparmio di spesa pubblica pari a 163.000 euro annui, a cui si aggiungerà la riduzione dei costi di manutenzione e gestione. Oltre ai risparmi di locazione che prima sostenevamo nella precedente sede, anche la riduzione dei costi di gestione e di manutenzione, quindi perseguire tutti gli obiettivi finalizzati al contenimento economico per l'utilizzo dell'immobile da parte della Prefettura. L'esecuzione dei lavori per la riallocazione dei nuovi uffici all'interno dell'ex caserma ha impegnato uno stanziamento di fondi pubblici da parte dell'Agenzia del Demanio pari a un totale di circa 3.600.000 euro. Un'opera peraltro che viene realizzata a pochi passi da un'altra opera molto importante, quindi la riqualificazione della sede della Quiete. È stato demolito un muro che divideva l'area della Quiete con il resto della città e l'apertura certamente dà un valore aggiunto a un quartiere bellissimo della nostra città. Voi siete già operativi? Sì, da 3 settimane, quindi la sede è già disponibile e quello che sto dicendo, ma che dirò sicuramente, è accessibile al pubblico anche per eventi e manifestazioni all'interno della sede. Soprattutto la prima parte della mattinata del 2 giugno prevederà proprio la ricostruzione della storia dell'edificio, però diciamo che anche questa ricostruzione storica che sarà accessibile quindi alle persone che interverranno, al pubblico nella sala conferenze, sarà un primo momento di passaggio all'apertura. Il comparto agricolo, ma non solo, potrà contare su un supporto economico, visto l'aumento dei costi a seguito della guerra in Ucraina. La Regione ha approvato uno schema di legge che ora dovrà passare al vaglio del Consiglio regionale. Dalle ricadute economiche causate dal Covid a quelle causate dall'invasione russa dell'Ucraina, la Giunta regionale ha deciso di estendere fino a fine anno gli interventi a favore del sistema economico del Friuli Venezia Giulia grazie al provvedimento della Commissione europea che consente ai singoli stati di intervenire per contrastare il forte aumento dei costi. A presentare lo schema di disegno di legge che dovrà essere approvato dal Consiglio regionale è stato Stefano Zanier, assessore alle risorse agroalimentari, e prevede la possibilità di concedere contributi disciplinati da preesistenti leggi e regolamenti regionali a un regime più favorevole. A questo si aggiunge l'utilizzo del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo per erogare anche finanziamenti a titolo di anticipazione delle spese di conduzione aziendale del fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti. Tali finanziamenti a investimento ultimato possono essere convertiti in sovvenzione attraverso la rinuncia da parte del fondo al rientro di parte delle quote di ammortamento. In quest'ultimo caso il limite fissato per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti è di 20 milioni di
euro della dotazione del fondo di rotazione. Zanier ha auspicato un'approvazione in tempi rapidi della norma, in quanto le imprese hanno bisogno di un sostegno e la legge allarga il supporto anche a realtà che non sono del comparto agricolo. La Regione ha presentato un nuovo portale dedicato ai cantieri dove dovranno essere inseriti i dettagli degli interventi edili previsti dalle norme, uno strumento che consisterà un controllo ancora maggiore per la categoria dopo il boom di lavori del 2022. Si chiama Portale Cantieri ed è il nuovo sito dedicato all'edilizia dove dovranno essere indicati tutti i dettagli di un cantiere per agevolare i controlli e il rispetto delle norme. La piattaforma, realizzata da Insieli in collaborazione con la Regione, consentirà di semplificare l'attività delle imprese e dei cittadini e anche degli organi di controllo come le aziende sanitarie. Il sito inoltre ha un algoritmo che consentirà di capire quali potrebbero essere i cantieri più a rischio non solo per le possibili infiltrazioni criminali ma anche per il mancato rispetto delle leggi o delle norme di sicurezza. Il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, alla presenza del prefetto di Trieste Annunziato Vardè, ha voluto ringraziare tutte le realtà coinvolte per aver creato uno strumento innovativo. Si tratta, ha detto, di un passaggio estremamente importante. La sicurezza sul lavoro è una materia particolarmente complessa e questo supporto tecnologico non servirà solo all'invio delle pratiche richieste per legge, ma risulterà infatti molto utile per ottenere quella massa di informazioni necessarie per valutare gli standard di sicurezza dei cantieri, calcolando anche la scala di rischio e individuando le misure in grado di controllare al meglio gli interventi in fase di realizzazione. Nel 2019 i cantieri in regione erano circa 8.000, nel 2022 sono diventati 13.000. Dopo una fase sperimentale che partirà il prossimo 1 giugno, nel 2023 il portale entrerà a pieno titolo nei servizi della pubblica amministrazione regionale e il suo utilizzo verrà reso obbligatorio secondo norma. Andiamo a Trieste, tutto esaurito in queste settimane dove il turismo è tornato a livelli pre-pandemia. Pantaloni corti, reflex a tracolla e cartina d'ordinanza. Trieste sta riscoprendo i turisti con numeri che, con le dovute proporzioni, stanno tornando sui livelli pre-pandemia grazie a una Pasqua sold out e una serie di weekend decisamente positivi. Ieri e oggi, nonostante il lunedì e il martedì lavorativi, il centro città era invaso dagli ospiti di Azzurra, colosso della P&O con circa 3.000 persone a bordo, in maggioranza inglese, mentre oggi era il turno della Norwegian Start. A confermare comunque un periodo positivo, seppur contraddistinto da alti e bassi, è Guerrino Lanci, presidente di Federalberghi Provinciali. È un turismo isterico, spiega, con ondate di richieste sempre più spesso sotto data e periodi di calma inspiegabili. I ponti sono andati bene, aggiunge, con un obiettivo vicino a quello del 2019 e giugno appare discreto. Sull'estate ci sono ancora tanti punti di domanda, va detto però che molti prenotano all'ultimo. Su ottobre siamo ottimisti in quanto ci sono eventi e congressi, quindi qualcosa si sta muovendo. Lanci però non nasconde la preoccupazione sui costi. In questo momento, per fare un esempio, le lavanderie hanno aumentato i prezzi da gennaio del 20-35% e a questo si abbina il raddoppio dei costi dell'energia. I costi a notte di una camera sono invece rimasti bassi anche per incentivare i turisti, conclude il presidente provinciale di Federalberghi. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'automatica assegnazione del cognome paterno ai figli, ma verrà attribuito il cognome di entrambi i genitori, un cambiamento epocale nel cammino verso l'effettiva parità di genere che vede favorevoli, oltre alle mamme, anche diversi nonni friulani. La Corte Costituzionale lo scorso 27 aprile ha dichiarato l'illegittimità dell'automatica attribuzione del cognome paterno ai figli. La regola dunque non sarà più quella dell'attribuzione del cognome paterno, ma ai figli verrà attribuito automaticamente il cognome di entrambi i genitori, un cambiamento epocale nel cammino verso l'effettiva parità di genere che vede favorevoli anche diversi nonni. Magari l'avessero fatto il mio e quello del padre. Penso già anche che mia figlia lo voglia fare questo. È mia figlia che deve decidere. Non io sarei contento, anzi come nonno. Una mamma che è favorevole all'inserimento del proprio cognome al figlio? Sì, io sono molto favorevole sinceramente, sono d'accordo. Io sono favorevole, volentieri darei il mio cognome alle mie figlie. Informerà per attuare? Assolutamente sì, proverò ad informarmi, poi saranno le bambine a scegliere eventualmente se hanno piacere a tenere entrambi. La legge potrebbe essere retroattiva, potrebbe cioè valere anche per i figli nati prima di questa sentenza, ma per il momento non cambia nulla, bisogna attendere la pubblicazione della sentenza. Subito dopo verrà emanata una circolare del Viminale agli uffici dell'anagrafe con tutte le indicazioni operative per le amministrazioni e il meccanismo verrà immediatamente applicato modificando la normativa precedente. Poi sarà il Parlamento a chiarire ulteriori aspetti normativi. Specializzata in cosmetica high-tech, la friulana Bacchel ha lanciato sul mercato il primo cosmetico realizzato con la tecnologia 3D ed ora punta al mercato americano.
La sfida alle rughe con tecnologia 3D parte da Udine. La friulana Bakel ha presentato durante la prima edizione di Milano Beauty Week un cosmetico con una formulazione di nuova concezione che l'azienda si prepara ora a lanciare anche sul mercato americano. Si chiama Bakel 3D Technology. Micronastri di acido ialuronico vengono assemblati in un reticolo tridimensionale solido che si scioglie a contatto con l'umidità della pelle, con effetti sull'idratazione della cute e in termini di riduzione dello spessore della profondità delle rughe. Siamo onorati e felici di avere l'occasione di presentare questa tecnologia innovativa proprio in questa importante occasione, e Milano ci porterà anche a guardare all'estero. Presentiamo questa nuova tecnologia proprio all'Addi Museum, che è la sede del design di importanti oggetti che hanno vinto il Compasso d'Oro. Chi ha pensato quegli oggetti ha pensato fuori degli schemi, creando degli oggetti sì belli da un punto di vista estetico, ma anche oggetti che avevano un certo contenuto innovativo. E qui il collegamento per noi è ovvio. Questo prodotto è talmente innovativo, talmente differente da ciò che esisteva prima, che anche noi come azienda abbiamo deciso di affrontare un mercato, lo faremo nelle prossime settimane, impegnativo come quello degli Stati Uniti, ma che è anche un mercato molto aperto all'innovazione. Uguale per quanto riguarda UK o per quanto riguarda la Francia. Pensiamo che possa essere veramente il momento di affrontarli questi mercati. Bakel, fondata a Udine nel 2009, nel 2021 ha realizzato un aumento del fatturato del 30%. Luca Fontana è stato riconfermato alla guida di Confcooperative Fede Solidarietà Friuli Venezia Giulia per altri 4 anni. Sono 154 le imprese rappresentate da Confcooperative Feder Solidarietà in tutta la regione Friuli Venezia Giulia, un comparto che include 7.800 soci e 8.439 addetti e che per altri 4 anni conterà sulla presidenza di Luca Fontana, riconfermato dall'Assemblea dei Soci riunita a Zugliano. La cooperazione sociale di Feder Solidarietà è diffusamente presente sull'intero territorio regionale detto Fontana, che è presidente della cooperativa sociale TL di Fiumicello. Il numero di cooperative, quasi raddoppiato in 10 anni, si è consolidato nell'ultimo triennio, arrivando a 263 milioni di euro di fatturato aggregato. Presente all'assemblea anche il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi. La regione è promotrice di una nuova ricostruzione dopo le macerie del Covid e della crisi economica, ha proseguito Riccardi, e può trovare grandi luoghi di elaborazione sul territorio, come la cooperazione sociale. Occorre insistere ora su 3 priorità: sviluppare il mutualismo e l'inclusione, proseguire nella forte collaborazione tra pubblico e privato e, conclude il vicepresidente, assicurare la sostenibilità delle scelte future. Dal Friuli è partita una vera e propria missione per salvare l'arte in pericolo nei musei ucraini minacciati dalla guerra. È partito venerdì da Udine il primo tir, primo passo di una missione per salvare l'arte in Ucraina minacciata dalla guerra. Una vera e propria missione di salvataggio nata da un appello lanciato da alcuni direttori di musei di Leopole ed accolto in primis da Lucio Gomiero, docente all'Università di Venezia e Trieste, ma che poi ha trovato il favore di diverse università e realtà museali italiane. Così è nato Save Ukraine Art 2022, un progetto che tramite donazioni ha permesso di portare a Udine tantissimo materiale tra deumidificatori, casse di legno per il trasporto, materiali speciali per l'imballaggio e strumenti per la catalogazione, che ora sono partiti per l'Ucraina grazie al supporto di Ceccarelli Group. In Ucraina il materiale sarà utilizzato per mettere al sicuro i quadri e le varie opere d'arte che saranno trasportate in altri poli museali. Abbiamo preparato il primo carico con i materiali che sono stati donati dalle aziende. Il camion parte fra poche ore e raggiungerà una città vicino a Leopoli e da lì poi raggiungerà Kharkiv. Un grazie a tutte le aziende che hanno donato fino ad oggi. Il secondo carico è quasi pronto, ci sono ancora degli spazi e speriamo che altre aziende donino i materiali nei prossimi giorni. Sono saliti in treno e hanno raggiunto Argenta per poi proseguire a piedi fino a Rimini. Il caso di una dozzina di alpini del gruppo dei Rizzi che puntano dritti alla località romagnola, città che ospiterà domenica la donata nazionale delle penne nere, evento trasmesso in diretta da Telefriuli. Sempre oggi sono partiti 2 ciclisti alpini da Villuzza di Ragogna.
12 alpini del gruppo ANA Udine Rizzi sono partiti questa mattina in treno alla volta di Argenta e hanno percorso 30 km a piedi sino ad Alfonsine, in provincia di Ferrara. Domani la lunga camminata proseguirà sino al Lido di Savio, mentre venerdì si raggiungerà Viserba di Rimini. Di solito partiamo a piedi da Udine, ma raggiungere il luogo della dunata sarebbe stato un po' troppo impegnativo, commenta Andrea Rizzi, capogruppo degli alpini di Udine Rizzi. Oggi ci siamo gustati il lungo Reno utilizzando le piste ciclabili, è stata una giornata emozionante e intensa. Abbiamo fatto delle pause piacevoli nel bel mezzo della natura. Gli alpini udinesi sono le avanscoperte delle penne nere friulane. Da segnalare un'altra partenza odierna, questa volta in bici da Villuzza di Ragogna, protagoniste altre 2 penne nere. Percorreranno 330 km spingendo sui pedali per approdare anche loro nel capoluogo romagnolo. Le penne nere che arriveranno dal Friuli Venezia Giulia e che sfileranno nel pomeriggio di domenica saranno circa 7.000. L'evento sarà trasmesso in diretta da Telefriuli. La trasmissione di Telefriuli Messede che si tac, condotta da Tiziana Bellini, diventa un libro. Dalla TV alla carta resta lo spirito della produzione, valorizzare i prodotti del territorio attraverso le ricette della tradizione. La pubblicazione è disponibile da oggi nelle edicole e nei punti vendita del SPAR aderenti all'iniziativa, raccoglie una trentina di ricette con le procedure e gli ingredienti per realizzarle. Non mancano gli aneddoti che legano i piatti alla cultura e alle tradizioni del territorio. Il libro sarà disponibile anche nelle librerie di Udine, Feltrinelli, Einaudi, Tarantola, Friuli e Moderna. Alla presentazione della pubblicazione Messede che si tac, che sarà dedicata alla puntata di questa sera di Elettroshock a partire dalle 21. Quando compriamo un libro di ricette, prima di aprirlo abbiamo sempre il terrore che sia difficilissimo. Sono ricette alla portata di tutti e possono servire anche a sfatare qualche mito di piatto difficilissimo, chissà come si fa, invece si fa. Seguite veramente così come c'è scritto e veramente riusciranno tutti i piatti. In realtà ho voluto inserire anche qualche ricetta da fare a 4 mani, con manine piccoline, con i bambini, e per divertirsi anche, non so, la domenica, anziché uscire e andare magari girando un po' a vuoto, anche divertirsi in cucina con i bambini, fargli mettere le mani in pasta, ritrovare appunto l'unità della famiglia, il calore familiare, il modo di passare le nostre tradizioni. Il Friuli ci offre la possibilità di arrivare alla cucina tramite le leggende, tramite gli esseri mitici leggendari della nostra regione, dei racconti dei nonni, e ci permette di arrivare anche dalla tavola verso le leggende e i racconti dei nonni. Quindi nel libro ci sono proprio dei cenni che legano la tavola alle nostre tradizioni più intime, più di famiglia. Tra poco le notizie sportive. In apertura l'Udinese, che è tornata dopo 2 anni di assenza in pellegrinaggio al santuario di Castelmonte, una tradizione fortemente voluta da Paron Pozzo. Questo ed altro Sport FVG tra poco dopo la pubblicità. Grazie per l'attenzione e buona serata con i programmi di Telefriuli.